Proseguono incessanti i servizi di controllo del territorio coordinati dalla Compagnia dei Carabinieri di Canicattì, dedicati al contrasto della diffusione della pandemia di Covid-19 e al rispetto della vigente normativa antiriciclaggio. L'attività dei militari si è basata sulle direttive diramate dalla Prefettura e dalla Questura di Agrigento. Il territorio dalle conseguenze della recente istituzione di alcune zone rosse poste al confine con la giurisdizione territoriale della Compagnia di Canicattì. In questo ambito, mentre vigilavano per scongiurare gli sconfinamenti da e per la zona rossa di Raffadali, i carabinieri della stazione di Aragona hanno fermato sabato sera in paese un giovane di Raffadali sorpreso alla guida in stato di alterazione causato dall'assunzione di bevande alcoliche. Il tale, sottoposto dai militari al controllo del tasso alcolemico, è risultato positivo con un valore ben superiore al limite consentito. Nei suoi confronti è scattato immediatamente il deferimento dalla Procura della Repubblica di Agrigento perché il responsabile di guida è stato di ebbrezza. I carabinieri, oltre a procedere al ritiro immediato della patente, hanno applicato al prevenuto la sanzione pecuniaria di euro 5,33 in quanto responsabile di avere violato la zona rossa del comune di residenza. Ma i controlli dei carabinieri di Agrigento sono proseguiti e quella stessa sera hanno condotto alla chiusura di un centralissimo pub, il noto locale che già l'estate scorsa era assunto alle cronache per aver organizzato durante la pandemia degli affollati aperitivi in piazza. È stato visitato dai militari dell'Arma che hanno contestato a 4 avventori il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di contenimento del contagio e disposto quindi la chiusura dell'esercizio. Altro esercizio sanzionato dagli uomini dell'Arma di Aragona è stato un bar del centro dove i militari hanno comminato la sanzione di euro 400 a 2 avventori sorprese mentre non rispettavano le prescrizioni vigenti in materia di Covid-19. Ma l'intensa attività dei carabinieri della stazione di Aragona ha anche permesso di arrestare un pregiudicato che il 16 marzo, all'esito di un mirato controllo da parte dei militari, è stato sorpreso ad alimentare la propria abitazione mediante un allaccio fraudolento alla rete di distribuzione del gas metano, realizzato rompendo il sigillo che era già stato apposto al contatore dell'energia. Il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari fino alla sua comparizione davanti al Tribunale di Agrigento che ne ha convalidato l'arresto rinviandolo al prossimo giudizio.